Simon Fida, una doppietta che però è carica di rabbia per quel finale. Sì, sono contento di essermi sbloccato, ma non posso essere contento per il risultato perché, insomma, abbiamo fatto un'ottima prestazione dal punto di vista dell'intensità, una partita di carattere, e siamo riusciti a ribaltare una partita che eravamo sotto 2-0, siamo riusciti a portarla 3-2 e poi però non è bastato, insomma, in questo momento dobbiamo essere ancora più attenti perché vediamo che insomma quello che stiamo facendo finora comunque non basta. Hai rischiato addirittura la tripletta, no? Perché sul gol di Belcastro, insomma, tutto nasce da te. Insomma, quanto avevi bisogno come attaccante di sbloccarti, di trovare la doppietta? Sì, ripeto, sono contento di essermi sbloccato, però cioè, la cosa più importante è adesso trovare la prima vittoria ed è quello l'obiettivo nostro. Sì, va bene il gol e tutto, però dobbiamo trovare la vittoria. 3 giorni e si torna in campo, si va per sbollire davvero, per mettere in campo tutta la rabbia per il pari di oggi. Sì, abbiamo una trasferta non facile, meno male si gioca già tra 3 giorni e niente, cercheremo di dare il massimo per appunto raggiungere la vittoria.